Siamo insieme a Manuela Sossai, la titolare di Top Banqueting. Voi avete scritto una lettera al nostro governatore e anche a Conte perché vi sentite come una categoria un po' esclusa dagli ultimi aggiornamenti. Sì, sicuramente perché sono state forse sbagliate interpretazioni di queste parole. È stato nominato il catering i nuovi decreti, eccetera, le nuove forme, però noi siamo anche degli assembratori di persone, quindi possiamo fare dei piccoli banchetti, ma possiamo farli anche di numerosi, da 1000, 2000, 3000, e farli in varie modalità, dallo spettacolo dalla cena spettacolo, per dire, a qualsiasi altro buffet in piedi, e come avete visto i buffet sono stati banditi, tra virgolette, tranne che possono essere esclusivamente serviti dietro una bacheca di vetro di plexiglass, e comunque dobbiamo tenere il distanziamento come i ristoranti, che può essere una cosa che è assolutamente doverosa fare, però non sappiamo quando possiamo iniziare effettivamente a lavorare sul serio, cioè noi possiamo fare delle cose piccole che però non sono ancora iniziate perché c'è tantissima diffidenza per il servizio, per la modalità di fruizione, anche solo per la paura che non solo gli ospiti quando si assemblano contagino, ma anche noi che possiamo non avere l'attenzione, cioè sebbene siamo certificati e sebbene il nostro servizio possa essere, come si dice, molto, molto serio e professionale, la gente comunque è molto diffidente, e soprattutto tutte le persone che mi hanno chiamato anche per informazioni guardano a prescindere cosa spendere, cosa spendono, e quindi non è solo un approccio di diffidenza per il cibo, per il servizio, la fruizione, ma bensì la gente ci ha sempre considerato come un servizio in un momento di goliardia, in un momento di assembramento e divertimento, e per questo, avendo meno soldi tutti, penso in tutta l'Italia, perché ecco, ci prende tutti, noi siamo diventati anche un po' il peccatorum, insomma. Ecco. Cerchiamo di chiarire qual è la differenza tra il banqueting e il catering. È fondamentale capire questo perché sicuramente uno capisce meglio il nostro disagio. Allora, la differenza effettiva tra il catering e il banqueting è comunque che il catering è per la grande distribuzione, ha un centro cottura, e da lì partono i cibi confezionati e vengono portati su delle mense, su delle case di riposo, su degli ospedali, e non viene fatto né servizio di sala, tantomeno vengono presi in considerazione altri servizi che invece il nostro servizio ha. E il banqueting effettivamente organizza dall'inizio, dalla scelta della location a qualsiasi altra cosa che sia in un evento, partendo dalla peculiarità del preventivo alla scelta della location, del menù, delle attrezzature. Inoltre si possono avere dei servizi non solo quelli musicali o avere l'attenzione alle luci, ma bensì anche quello del servizio barman. Abbiamo la sala con le varie associazioni che poi ci aiutano, come la FISAR, come l'AIS, l'AIBES e tutte le altre, e di conseguenza c'è molta più professionalità, più ore, e c'è una movimentazione di attrezzatura, perché c'è il noleggiamento delle attrezzature, il noleggiamento di qualsiasi servizio che uno voglia, e soprattutto a casa propria, in una villa, in una location ben definita, scelta accuratamente. Ci vogliono ore e ore di affinamento del preventivo, e dopo che viene fatto c'è un lavoro dietro di mesi. Quindi questo è un servizio molto più elaborato di scegliere un menù che viene servito poi solo ed esclusivamente rigenerato, piuttosto che tutto il nostro servizio, insomma, ecco.